Luglio si apre con il caso Cattoni, sempre più numerosi, sempre più violenti, e solleva inevitabilmente polemiche la decisione di Monsignor Fausto Bonini, parroco del Duomo di Mestre, di collocare un proprio collaboratore all'esterno della chiesa per evitare che balordi e barboni disturbino le funzioni. Ma a segnare il mese è la maxi inchiesta sul Consorzio Venezia Nuova e sui presunti appalti pilotati per la costruzione del Mose. 140 indagati, tra i quali l'ex presidente dell'ente Giovanni Mazzacurati, che finisce agli arresti domiciliari. Era il padre padrone, colui che decideva sostanzialmente la vita e la morte di tutte le imprese che potevano, diciamo, essere considerate medio-piccole. Il 25 luglio è un fatto di cronaca a sconvolgere la provincia. A Campagna Lupia, un agricoltore in pensione uccide il figlio con una coltellata al culmine di una lite per un debito di 500 euro. Rocambolesca invece la rapina di una barca a portavalori vicino a Santa Marta, Venezia. Alle 7 del mattino i banditi a bordo di un altro natante sorprendono le guardie giurate e poi fuggono con un bottino di 1.300.000 euro. È stato talmente tanto rapido la cosa, la rapina, che non ci siamo accorti di niente. Sul fronte politico, clima rovente. Nell'occhio del ciclone finisce soprattutto l'assessore regionale Daniele Stivala, che attacca con una frase assai poco felice il ministro dell'integrazione. Immediato il provvedimento del governatore Luca Zaia, che degrada il collega di giunta, ritirandogli le deleghe sull'immigrazione.